In un caldo tramonto primaverile, il detective Orazio Kane aveva invitato la bella Marisol a cena, nel più rinomato e costoso ristorante di Miami, deciso più che mai a chiedere la sua mano. Orazio voleva proprio sorprendere Marisol, cercando di non farle capire quelle che erano le sue vere intenzioni. Eppure, nonostante ciò, lei aveva già capito tutto. Erano entrambi eleganti e terribilmente emozionati. La serata scivolò via deliziosa, tra romantici sussurri e allegre risate, soprattutto di lei. Pregustandosi già il dopo cena, il tenente Kane, con aria sorniona, chiese il conto. Garçon, l'addition. Orazio Kane sapeva che il ristorante più esclusivo di Miami gli avrebbe presentato un conto molto salato, ma ciò che avvenne nella realtà andò ben oltre le sue più fosche previsioni. Az, ma chi sto sommariuolo vero? $1.500 per una frittura di pesce e una bottiglia di champagne. Ninni, fuimmo un gem. Orazio, ma che dici? Che ci risente a me, fuimmo in gem. Esce prima tu facendo finta in tuo bagno. E aspettami a via fuori. Io che figura di merda. Ma che hai fatto? Esordio non ne tenivo. Stasera mi volevo sballare insieme a te. E m'ha già accattata tutto sti canne. Ora si sempre stato scema. Tony, acchiappati le tue sedette. Chi è chiappa pure? Ma non so Tonina.